Anche Castelfranco non è esente da influenze alchemiche, basti pensare al suo personaggio più illustre e famoso, il Giorgione. Ha inserito all'interno delle sue opere delle chiare simbologie alchemiche, come ad esempio la tempesta. Morto molto giovane, il Giorgione fu un pittore unico nel suo genere. Basti pensare alla Madonna col Bambino che troviamo all'interno del Duomo di Castelfranco. Questa tela è l'unica a carattere sacro dipinta dal Giorgione e questa è una cosa assai rara. È la frase riportata su questa tela, una frase che al momento non c'è più perché è stata tolta da un folle restauro, e questa frase era una dedica per la sua amata Cecilia.